Una pioggia da record e non senza conseguenze su garage, taverne, scantinati, finiti di nuovo sott'acqua. Un picco, quello registrato da Torre di Quartesolo per le precipitazioni di ieri in serata. 130 mm di pioggia caduta, di cui 100 concentrati in sole 2 ore. Una distanza ravvicinata che ha fatto saltare il sistema allagando le strade e mettendo in difficoltà la rete idrica secondaria. Tra le zone più compromesse Lerino e Torri, 2 bombe d'acqua, una di seguito all'altra, che non hanno avuto il tempo per essere smaltite. Sono caduti 48 mm d'acqua dalle 19 alle 20 e poi altri 48 dalle 21 alle 22, quindi due fenomeni ravvicinati che hanno un tempo di ritorno di 100 anni. Eventi climatici sempre più frequenti. Mi dicono gli esperti che l'Adriatico è molto caldo, quindi è una carica di energia importante, benzina per le perturbazioni che attraversano il nostro territorio. Allagamenti nella zona Casoni, in via Firenze, in via Ancona, per molti cittadini una notte passata ad aspirare l'acqua e la mattina a pulire dal fango, salvando il salvabile. Stanotte c'è stato il macello, c'è stata l'acqua alta fino a 1 metro, come vede lì. Siamo messi molto male, abbiamo perso per la terza volta, abbiamo perso tantissimo. Tutto da Lo porto via, tutto, ma è già la seconda volta che ci succede in 4 anni. La prima volta mi portò via 7 macchine e adesso per fortuna la macchina l'abbiamo salvata. Non ho capito se veniva da là, da qua, non ho capito. Comunque veniva dentro, come il mare, un mare. Un mare, in 5 minuti era già pieno il garage. È roba di cantina, quindi niente di grandissimi valori, frighi, piatti, bicchieri, ma è questo. Più la fatica, per fortuna abbiamo salvato le macchine stavolta.